Eder. McAllister. Questa persona comunque, prima cosa, deve vergognarsi di quello che dice. Infanga la memoria di Liliana con frasi tipo sono l'amante, siediti sulle mie ginocchia e ci baciamo sulla bocca. Cioè, veramente, un marito come può rispondere a queste cose qua? Che lei andasse da Claudio, era la loro amicizia, si vedevano, anch'io vado a trovare qualche mia amica a casa sua, bevevamo un caffè, un tè, qualcosa. Però che ci fosse l'idea che Liliana andasse via da casa mia, questo non ci crederò mai. Mi fa sorridere un pochino, comunque, insomma. E questa è una cosa che forse si è creato lui nella sua testa. Ha cercato di coinvolgere Liliana, ma evidentemente lei si è ribellata a questo. Penso quel giorno lì, a un certo punto, quella telefonata delle 8:22 erano con parole ben altre, diverse di quello che dice lui. Sebastiano ha detto di non sapere assolutamente che Liliana potesse voler prenotare a Sesana, eppure, come sentiamo adesso, lui mette in conto la possibilità che lei voglia andare via. Questo potrebbe confermare che lui sapeva che c'era l'intenzione da parte sua di andare via, e se tu vuoi andare via ovviamente prenoti una struttura. Se Sebastiano dice che poteva andare via 2 notti, un motivo ci sarà. Voleva forse dormire fuori una notte, 2 notti, voleva forse dormire fuori una notte, 2 notti e dopo ritornare a casa magari a dire: Sebastiano, perdonami, non ti ho raccontato tutto. Mi è difficile pensare che lei si sia tolta la vita così. Mi è difficile pensare che lei si sia tolta la vita così, veramente. Rispondo prima di tutto che lei non si è tolta la vita. Lei non si è tolta la vita, che è la cosa più importante. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.